Grande successo in Piazza Kennedy a Porto Empedocle per lo spettacolo teatrale Uparaninfo di Luigi Capuana. Sul palco gli attori della compagnia La Bottega del Sorriso dell'oratorio della parrocchia Santissima Trinità di Contrada Ciuccafa, che hanno intrattenuto per più di 2 ore un pubblico entusiasta per una commedia brillante ed avvincente della tradizione dialettale siciliana. E dalla fine dello spettacolo, a sorpresa, gli attori hanno coinvolto anche alcuni spettatori della platea, facendoli diventare parte integrante della commedia. Uno spettacolo in 3 atti con la regia di Francesco Principato che ha entusiasmato il pubblico dall'inizio alla fine. Il paraninfo era colui che combinava i matrimoni ed infatti la commedia ha come protagonista un sottufficiale della Guardia di Finanza in congedo che per passatempo fa incontrare coppie di futuri sposi, uomini e donne che secondo lui sono anime gemelle. Ma la cosa va invece nella direzione opposta, le unioni coniugali falliscono, tanto che qualcuno per vendicarsi decide di fare al paraninfo dei brutti scherzi, ma lui non si perde d'animo e continua nella sua missione. Edu Paraninfo è l'ultima rappresentazione teatrale in cui si è cimentata la Bottega del Sorriso, che ogni anno propone e si reinventa in una nuova avventura teatrale. E adesso la commedia Paraninfo della Bottega del Sorriso andrà in scena domenica prossima a Cattolica Eraclea ed il 31 agosto a Montallegro. Maria Teresa Tappone, basta avanti, Rosinai.